particolare, nella città di Malmö non ci sono grandi manovre, come dire. La città sembra essere normale, vivere la vita normalmente. I negozi non sono aperti per la maggior parte, ma moltissimi sono aperti, anche non di prima necessità, diciamo. Negozi di arredamento, negozi di vestiti, eccetera, eccetera. Hanno chiuso tutti gli assemblamenti o tutti i luoghi di assemblamento come le palestre, le scuole, le biblioteche, però la vita sembra continuare normalmente. Per vedere una bellissima giornata di sole e la gente sembra sfruttare l'occasione senza grandi limitazioni. Quelle che vedete sono immagini girate ieri, non mesi fa, in Svezia, a Malmö, la terza città più grande del paese. A spedircele Leonardo, un padovano di 43 anni che da 12 vive e lavora nel paese scandinavo dove fa il designer. Come ci racconta, il governo ha deciso una linea che potremmo definire morbida per contenere l'emergenza. La gente non va assolutamente in giro con le mascherine o con i guanti, generalmente camminano, corrono, c'è gente un po' ovunque. Durante il weekend la vita procede normalmente e io personalmente ricevo notizie dall'Italia, quindi tendenzialmente tendo a comportarmi qui come se fossi in Italia, quindi io personalmente seguo la quarantena italiana. In questo momento, sebbene mi trovi fuori, sono in realtà nel cortile del mio palazzo. Come vedete, la popolazione della città vive normalmente. Leonardo cerca di applicare le norme della quarantena italiana, nonostante le misure blande del governo. Dice di sentirsi al sicuro in Svezia perché le istituzioni hanno avuto più tempo per prepararsi, a differenza dell'Italia dove l'emergenza è arrivata prima. Parlando con i negozianti mi hanno comunque confermato che sì, ne stanno risentendo abbastanza, ma non così tanto come avrebbero pensato guardando il resto dell'Europa.